Buongiorno e benvenuti a Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Trascorreremo assieme un'ora e mezza con tutte le ultime notizie, tutte le novità che arrivano dalla nostra regione, con i collegamenti dai nostri corrispondenti in tutte le province del Veneto. Apriamo questa edizione col gravissimo episodio che si è verificato la settimana scorsa a Mestre, una tentata o una violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di appena 11 anni. C'è un uomo che è stato arrestato a 45 anni, non sarebbe tra l'altro nuovo a episodi del genere, ma ora ci colleghiamo in diretta a Mestre con Ilaria Marchiori, che si trova col consigliere comunale della Lega, Alex Bazzaro. A te la linea, Ilaria. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui insieme ad Alex Bazzaro perché la domanda che da tutte le parti sta arrivando è sempre la stessa: com'è possibile che un soggetto del genere, che più volte ha ripetuto lo stesso crimine che ha fatto dentro e fuori dal carcere negli ultimi 20 anni, fosse ancora libero di agire? Questo ovviamente dalla Lega, Fratelli d'Italia, al Partito Democratico, tutti si pongono la stessa domanda. Anche dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, questa è la domanda, anche dal parroco del quartiere dove è avvenuto questo fatto. Allora, Bazzaro, questa è la domanda. Innanzitutto siamo di fronte a un atto orrendo perpetuato nei confronti di una bambina di 11 anni da parte di una persona, un pluristupratore, che nel 2019 aveva violentato in Umbria una bambina di 14 anni. Stiamo parlando di 6 anni or sono, e questa persona era libera, totalmente libera di agire e perpetuare ancora una volta questi crimini. Una persona con 20 anni di storia criminali, con 5 violenze sessuali alle spalle. La domanda è: perché questa persona non fosse in carcere a vita, ma soprattutto torna chiara una richiesta: la castrazione chimica per chiunque si macchi di violenza sessuale nei confronti delle nostre donne e delle nostre bambine. È impensabile che una bambina di 11 anni non possa tornare a casa a Mestre alle 6 di sera, scendendo dall'autobus, rischiando di essere violentata da un individuo di questo genere a cui non doveva essere permesso di stare in libertà. Ecco Bazzaro, ovviamente ci si aspetta anche una risposta anche in questo caso dal governo, perché non è possibile che appunto un criminale di questo tipo sia stato libero di agire ancora una volta. Lo ripetiamo, 5 violenze sessuali in 20 anni significa che questa persona avrebbe dovuto marcire in carcere per il resto della sua vita, ma soprattutto, lo ribadiamo, una proposta della Lega da tanti anni, che ha sempre trovato l'ostruzione di altri partiti che dicevano che era una proposta troppo dura, una proposta violenta, ma la castrazione chimica nei confronti di soggetti violentatori, stupratori di donne e di bambini è un'esigenza per garantire la sicurezza e la serenità delle nostre donne. Davvero è impensabile, lo ripeto, che in un pomeriggio di aprile nella nostra città alle 6 di sera una bambina non possa tornare a casa dalla palestra e venga violentata a 11 anni da un individuo che definirlo tale è già fargli un complimento di questo genere. Io credo che il governo deve intervenire sia sulla certezza della pena, condannando al carcere a vita le persone che si macchiano di questi reati che fanno schifo solamente a nominarli, ma soprattutto che si porti avanti in Parlamento il disegno di legge della Lega sulla castrazione chimica per evitare che questi soggetti possano ledere ancora altre vittime innocenti. Ecco, questa è una questione che si sta affrontando da tempo e che la Lega appunto torna a evidenziare nuovamente, ancora una volta. Siamo stanchi di doverlo ripetere ogni volta che una bambina o una donna viene violentata. Di fronte a chi commette e rovina la vita di un essere umano non ci può essere tolleranza. Vanno messi questi soggetti in condizione di non fare più male a nessuna donna e a nessuna bambina. Chi violenta, chi stupra, chi fa violenza sulle donne deve essere messo in carcere per il resto della propria vita, ma soprattutto con questa castrazione chimica si farà sì che queste persone non possano fare male ad altre persone e altri individui innocenti. Che cosa si aspetta che accadrà a questo soggetto? Ma la speranza è che questa persona venga finalmente troppo tardi, messa in carcere. Il problema è che se nel 2019 una persona del genere ha violentato una bambina di 14 anni ed era libera, la domanda è: chi è che l'ha liberato? Perché questa persona ha una storia criminale di 20 anni e di 5 violenze sessuali alle spalle. La domanda è: perché fosse libera? Aveva scontato 8 anni di pena precedentemente e poi è tornato in libertà. Ecco, io credo perché questi reati, come questo, come lo stupro, come la violenza di ogni genere sulle donne, sulle bambine, abbiano come fine pena mai, e cioè la carcere a vita per questi individui, che definirli tali, ripeto, ci si fa un complimento. Bazzaro, le faccio un'ultima domanda prima di restituire la linea. Crede che come partito organizzerete qualcosa per
evidenziare, per portare alla luce ancora una volta la vostra proposta, l'attenzione a quello che è accaduto? In questo momento noi vogliamo solamente stare vicini alla famiglia, a una bambina colpita, una mamma e un papà che devono affrontare il dramma vissuto dalla loro figlia. Non c'è nessuna volontà di speculare o di fare manifestazioni o di fare partito su una vicenda così tragica, orribile e drammatica. La volontà è quella di legiferare, quindi chiederemo ai nostri rappresentanti, al governo e in Parlamento, di portare avanti il carcere a vita per gli stupri e soprattutto la castrazione chimica per far sì che ogni stupratore, ogni violentatore non possa mai più perpetuare un crimine così orrendo. Avete sentito, la richiesta della Lega è chiara, lo è sempre stata. Ringrazio Alex Bazzaro, da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, in collegamento in diretta da Mestre con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. Noi parliamo di baby gang e violenza giovanile, stretta a Valdobbiadene, carabinieri e polizia locale insieme all'uscita di scuola dopo gli episodi di inizio anno. Siamo in grado di mostrarvi le immagini di un pestaggio i cui protagonisti sono stati tutti identificati. Dimmi che cosa vuoi? Oh! No, basta! Vecchio! Calci, pugni, insulti anche a sfondo razziale, urla, sono sequenze concitate quelle che ci riportano un episodio avvenuto a gennaio a Valdobbiadene, nella zona della stazione delle Corriere. Protagonisti giovanissimi, bulle e bulli italiani di seconda generazione contro alcuni coetanei e persone di origine asiatica. Ora quegli attimi di autentica follia siamo in grado di farveli vedere e ascoltare. Dove stai? Il coglione! Dimmi! Dal filmato si vede l'intervento anche di soggetti più adulti che cercano di calmare gli animi ma che a loro volta vengono aggrediti. C'è chi entra a gamba tesa, chi fa mosse quasi da wrestling, c'è anche chi si accascia letteralmente a terra. Ho avuto modo di vedere queste immagini, sono assolutamente violente e da condannare. Alla denuncia alle forze dell'ordine è seguita poi l'indagine e gli interventi diretti da parte delle forze dell'ordine. Insomma, i soggetti, quasi tutti minorenni, sono stati identificati e ci sono state conseguenze penali, anche perché non era la prima volta che superavano il limite. Un episodio non isolato. In quelle settimane diverse furono anche le segnalazioni di piccoli furti nei supermercati del centro. Da qui la stretta impressa dalla stessa amministrazione comunale, che nel frattempo ha preso forma e sostanza. Da qualche settimana le uscite di scuola, fatto inedito per Valdobbiadene, sono sorvegliate da polizia locale e carabinieri. Non solo. Abbiamo la fortuna di avere una caserma locale dei carabinieri a Valdobbiadene, in sinergia anche con gli insegnanti e dirigenti scolastici. C'è chi opera all'interno delle scuole, quindi personale scolastico, chi all'esterno delle scuole, quindi polizia locale e carabinieri. Abbiamo la presenza sia all'ingresso al mattino che all'uscita al pomeriggio, soprattutto zona del piazzale dell'arrivo delle Corriere e zona esterna ai supermercati che sono vicini alle scuole. A volte anch'io e l'assessore all'istruzione siamo presenti. Istituita la task force, ora per isolare i fatti c'è la necessità di coinvolgere vittime e famiglie. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, in primis da parte di chi è vittima di soprusi e delle famiglie affinché vengano denunciate o all'interno della scuola o alle forze dell'ordine. È sconvolta la comunità di Preganziol per la morte della piccola Emca Cestaro, che è deceduta a soli 5 anni per un'emorragia cerebrale. Il cordoglio della sindaca Stocco, un angelo volato in cielo troppo presto. Eccola Emca, che felice balla al ritmo della musica durante la sfilata dei carri di carnevale, circondata dai coriandoli, e papà che la riprende per immortalare questa infinita gioia. Gli occhi curiosi di scoprire il mondo e un sorriso che rimarrà per sempre nei cuori di chi l'ha conosciuta. Emca, figlia di Gianni Cestaro, imprenditore, candidato alle passate amministrative a Preganziol, si è spenta a soli 5 anni per un'emorragia cerebrale. Una tragedia improvvisa quanto straziante per papà e mamma Tatiana. Mercoledì il malore, mentre la piccola si trovava con la madre a Pezinok, paese vicino Bratislava. Immediata la corsa in ospedale, dove è arrivato in poche ore Gianni Cestaro, partito per la Slovacchia appena appresa la notizia. Mamma e papà non si sono mai allontanati dalla loro bambina, con la speranza di un miracolo. Poi, però, venerdì i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. I genitori hanno deciso di donare gli organi. Martedì in Slovacchia l'ultimo saluto, ma potrebbe esserci una cerimonia in ricordo di Emca anche in Italia, alla quale è pronta a partecipare la
comunità di Preganziol, sconvolta da quanto accaduto. L'improvvisa scomparsa della piccola Emma è una notizia tristissima che ci lascia sgomenti e senza parole. Una notizia che sta destando davvero molto cordoglio all'interno di tutta la comunità. In questo momento così doloroso, a nome della cittadinanza, esprimiamo quindi vicinanza ed affetto a Gianni e alla famiglia Cestaro, con un pensiero davvero affettuoso per questo piccolo angelo volato in cielo troppo presto. Aveva nascosto i gioielli, frutto di 2 diversi furti ai danni di Orafi nel giardino di una casa acquistata a Vigonovo. 2 le persone denunciate per ricettazione. Ecco la busta sepolta in giardino, all'interno 3.400 euro in contanti e lamine d'oro, bracciali e pietre preziose per un valore di 31.000 euro. E quanto si sono trovati davanti gli agenti della squadra mobile di Padova in un'abitazione di Vigonovo sequestrata su disposizione dell'autorità giudiziaria. Un'indagine partita dalla compravendita sospetta della casa, acquistata in contanti per un valore di 86.000 euro da un 60enne italiano che in realtà ne era solo il proprietario fittizio. Dell'immobile aveva piena disponibilità un 40enne italiano di origine rom con numerosi precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio e la persona. E proprio quest'ultimo si sono trovati davanti i poliziotti all'atto della perquisizione seguita al provvedimento di sequestro. Per l'uomo e il proprietario fittizio è scattata la denuncia. I gioielli invece sono stati restituiti agli orafi che erano stati derubati, un orafo vicentino e un orafo ungherese. Ora parliamo del caso Resinovic. Dopo l'avviso di garanzia al marito di Liliana Perla, il medico legale Raffaele Barisani, consulente di Sebastiano Visintin, era atteso. Ora possiamo procedere serenamente fuori dal circo mediatico. Indumenti e coltelli tra gli oggetti sequestrati nella casa di via Verrocchio a Trieste. Era stato previsto, l'avevamo già detto, era inevitabile, direi che è anche giusto che sia così. Perché alla della consulenza più recente si è parlato di omicidio e non più di suicidio, quindi le conseguenze non potevano essere diverse. Insomma, ce l'aspettavamo, è anche bene che sia così, perché finalmente al posto di un'accusa mediatica e giornalistica di plotoni di esecuzione contro Sebastiano Visintin, che purtroppo si è sottoposto a questa situazione andando sempre in televisione, abbiamo un'ipotesi di accusa da parte di chi è autorizzato a farlo, certamente. Insomma. Il medico legale Raffaele Barisani, consulente nominato da Sebastiano Visintin, lo aveva già detto ai microfoni della nostra emittente che era naturale aspettarsi che prima o poi qualcuno venisse iscritto al registro degli indagati per la morte di Liliana Resinovic. Barisani non rinuncia però a lanciare una frecciatina allo stesso Visintin, rimproverandogli la troppa esposizione mediatica. Abbiamo ovviamente una presunzione di innocenza e quindi possiamo procedere con maggiore tranquillità. La procura si sta muovendo e ora verranno analizzati i materiali sequestrati a casa di Sebastiano Visintin dopo la perquisizione della polizia scientifica dell'appartamento di via Verrocchio. Dall'abitazione sono stati prelevati un guanto, un maglione di lana e più di 100 coltelli. Il guanto per confrontarlo con l'impronta rinvenuta su uno dei sacchi che avvolgevano il cadavere della 63enne, il maglione per verificare se si trovano tracce particolari e confrontarlo con un filo di lana trovato addosso a Liliana. I coltelli per confrontare il filo della lama con la parte tagliata del cordino che legava i sacchetti calati sulla testa della donna. I coltelli, a seconda del modello e tipologia, lasciano segni di taglio differenti. Per quanto riguarda le indagini portate avanti dai consulenti di parte, ciò che ancora si attende sono i risultati delle analisi sui campioni di tessuto del cadavere di Liliana inviati in alcuni laboratori oltremanica. Uno studio commissionato dagli esperti che assistono Sebastiano Visintin per verificare l'ipotesi di congelamento del corpo di Liliana e di conseguenza capire se davvero il cadavere può essere rimasto nell'area boschiva di San Giovanni per così tanto tempo. Sì, tutti sono d'accordo su una morte asfittica, questo mi pare sia stato accertato. Non siamo tutti d'accordo sul luogo in cui è rimasta la salma dopo la morte. Ecco, questo è un punto assolutamente da chiarire.
Ed ora parliamo della chiusura della Feltrina, perché oggi è il giorno del caos e ci colleghiamo in diretta con Christian Arboit assieme a Nicoletta Rizzetto per le ultime novità. Te la linea, Christian. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo a Onigo di Pederobba, uno dei paesi che in queste ore stanno sopportando la deviazione e il conseguente traffico, la deviazione appunto della Feltrina. Come sapete da venerdì pomeriggio il tratto tra Pederobba e Cornuda è chiuso per un ponte, le cui travi sono state urtate da un tir di passaggio sulla strada sottostante, la strada provinciale covoloese. Ieri avevamo registrato l'allerta, l'apprensione dei sindaci per questo primo lunedì, per questo inizio settimana. Come sta procedendo sindaco Marco Turato, sindaco di Pederobba? Beh, come era prevedibile, la situazione è di difficile gestione perché il traffico che sta attraversando il centro abitato di Onigo, specialmente come quello di Cornuda, d'altronde non siamo preparati per sopportare un traffico simile. Di conseguenza faccio un appello a Veneto Strade che intervenga nel minor tempo possibile perché è insostenibile questa situazione. Ci sono situazioni di pericolo per pedoni e anche residenti. Lei ha avuto dei colloqui con i genitori, alcuni genitori preoccupati? Sì, questa mattina alcuni genitori che accompagnavano i propri figli a scuola si sono trovati in difficoltà nel portare i propri figli in istituto. È chiaro che attraversare una strada del genere con un traffico simile è pericoloso per i ciclisti, è pericoloso per i pedoni, per cui la situazione è veramente, oserei dire, quasi drammatica. Tra l'altro vediamo adesso proprio due tir che stanno attraversando il Dosso. Non è una strada che supporta questo genere di mezzi pesanti. È vero che è un'emergenza, però... Sì, ma come emergenza bisogna affrontarla come tale, nel senso che l'intervento deve essere fatto nell'immediatezza, non possiamo aspettare tempi biblici per risolvere questo problema che coinvolge sì i centri abitati ma anche tutta l'Alta Trevigiana, il traffico veicolare che collega il Bellunese con il Trevigiano. Già adesso si sta creando anche un serpentone di auto e siamo soltanto a mezzogiorno. Questa sera alle 5, alle 5:30 sarà peggio. Appunto non oso immaginare cosa possa succedere questa sera. Mi faccio una prega al cielo in modo tale che non possa succedere qualcosa di grave, perché piccoli incidenti sono già successi in altri paesi. Mi auguro che la situazione venga risolta nel più breve tempo possibile, perché non vorrei mai che succedesse quello che non dovrebbe mai succedere. Vi sentite un po' ostaggio in questo momento di una malata cronica che resta cronica come la Feltrina? Beh, è sempre stato un problema il traffico nella Feltrina, perché coinvolge non solo la regionale in questione ma anche il ponte di Vidor, il ponte di Fener, la direttrice nord-sud dalla provincia di Belluno a quello di Treviso. Già era un problema prima, figurarsi ora. Ecco, Filippo, ti do anche un altro aggiornamento che riguarda sempre Pederobba di tutt'altro tenore, ma vista la gravità è meglio darlo subito questo aggiornamento. Sono comparse nottetempo ancora delle svastiche, delle croci celtiche a Covolo di Pederobba, quindi un nuovo imbrattamento, un nuovo atto di vandalismo. Le foto che vi ho mandato parlano da sole. Insomma, sindaco, questi autori ancora non si trovano, però è un fatto sconcertante. No, mi piange il cuore vedere che questo ignorante, come l'ho definito l'altra volta, continui nonostante gli appelli a imbrattare i muri del paese. Abbiamo messo in campo delle fototrappole in modo tale da cercare di beccarlo. Non ci siamo ancora riusciti, ma spero nel breve tempo possibile di trovarlo e stringergli la mano forte forte. Insomma, diciamo che i fronti aperti qui a Pederobba sono parecchi. Intanto ci concentriamo anche su questa emergenza, staremo a vedere nelle prossime ore che cosa accadrà tra Onigo e Cornuda. Adesso con Nicoletta ritorneremo a Cornuda. La zona soprattutto del semaforo, della piazza centrale è particolarmente
è particolarmente calda proprio in questi minuti, in queste ore. Per il momento è tutto. Filippo, te la linea. Grazie a Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto. Noi andiamo a Padova, dove è finita in rissa la lite tra due giovanissime sabato sera in Piazza dei Signori. Aggrediti dalla folla anche due agenti della polizia locale di Padova che erano intervenuti. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani e Federico Cibotto, che sono in compagnia di alcuni residenti. A te la linea, Chiara. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come raccontavi tu, sabato sera c'è stata proprio l'esplosione violenta di era stato all'inizio un battibecco, qualche spintonata, protagoniste due ragazze, qualche atto di bullismo in una piazza che adesso voi vedete vuota, ma era come tutti i sabati anche in altri giorni della settimana davvero strapiena di gente. Pensate, ancora alle 2 di notte e sono intervenuti due agenti della polizia locale per identificare le due protagoniste. Una delle due ha reagito, ha addirittura strattonato per i capelli una agente donna che era in servizio, che è stata di fatto salvata dal suo collega. Un'escalation davvero di violenza che ovviamente riporta in primo piano, e la bella stagione purtroppo lo fa tutti gli anni, la movida in Piazza dei Signori. Lei aveva proprio chiamato, sono con due residenti, scusatemi, li ho presentati, ringraziamo Antonia Dalla Costa e Alberto Mazzocco. Antonia, lei aveva proprio chiamato verso le 2 per dire: qui c'è ancora tanta confusione, venite a controllare i rumori, a fermare la musica. Sì, avevo chiamato, appunto, anche sollecitato delle telefonate dei alcuni residenti, perché sono il presidente dei residenti del centro storico, e quindi mi sono fatta portavoce dicendo, aspettando, era ormai le 2:15, che intervenisse ai vigili. Ho fatto una richiesta di intervenire per far spegnere questa musica, che non è musica, sono bombardamenti di bassi. E ho detto: guardate, se voi non venite questo succederà, succede sempre. Signora, non dica così, perché abbiamo avuto appena adesso 2 vigili ricoverati al pronto soccorso e perché c'è stata una rissa, eccetera. Io, siccome appunto prima di andare a letto, e purtroppo le stanze sulla piazza, resto all'interno aspettando le 2 di notte, pensi lei, perché chiudono i locali. Quindi sono molto dispiaciuta con il vigile, dicendo appunto che prima o poi poteva succedere, perché la piazza è terra di tutti e di nessuno. Quindi noi vogliamo il rispetto del regolamento che esiste, comunale, con rispetto degli orari, con rispetto dell'altezza del suono quando c'è quella, chiamiamola musica che c'è, con anche il rispetto proprio della quiete e del fatto che vengano i vigili a regolamentare anche la strada, perché la strada è occupata da centinaia di persone. La strada è regolata dal codice della strada e non spetta a me farmi giustizia, aspetta ai vigili, è il loro compito. Non sono pubblici amministratori, come dice il sindaco Giordani o Bonavina, sono dei pubblici ufficiali i quali devono far osservare il codice della strada, per cui se la gente in mezzo alla strada, lì in angolo di via Dante c'è un tappo di persone che non passano neanche le ambulanze, i taxi, devono stare lì minuti su minuti a aspettare di passare. Qui lo stesso davanti a Sorbillo. La situazione ce l'ha proprio descritta in maniera plastica. Alberto Mazzocco, le chiedo di intervenire. Lei ci ha raccontato prima di essere stato addirittura aggredito nel rientro a casa da qualcuno, più molestato. Aggredito verbalmente, ci tengo a precisarlo. Ho dovuto fare spallucce e quindi andare per la mia strada facendo finta di niente e quindi non reagendo in nessun modo. Ecco, lei è consultiere, prima parlavamo con la signora Dalla Costa, ha parlato del regolamento comunale del rumore, voi state lavorando anche su questo, fa parte della consulta di Quartiere Centro. Noi abbiamo chiesto come consulta all'ARPAV di fare le misure. Non sappiamo a distanza di un anno se le misure siano state fatte, dove, quando, in che tempi, in che modi, non si sa niente. Devo dire che abbiamo trovato anche un certo ostruzionismo da parte dell'amministrazione nel richiedere di fare queste misure. Non vorrei che ci fosse dietro qualcosa che non si vuole misurare alla fine. Ecco, allora ringrazio Alberto Mazzocco, ringrazio anche Antonia Dalla Costa, avete sentito la voce dell'esasperazione di chi vive qui, ringrazio anche per la collaborazione tecnica Cristian Roque Aiende da Padova. La linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani e ai suoi ospiti. Noi ci spostiamo ad ascoltare la testimonianza di un altro residente, questa volta a Udine, che si parla di problematiche relative a bivacchi in centro città.
Avevamo raccolto qualche giorno fa le segnalazioni di alcuni residenti del centro città sulla problematica dei bivacchi di migranti che minavano il decoro e anche in alcuni casi la sicurezza del salotto Buono di Udine. Segnalazioni che continuano e di cui vi proponiamo una testimonianza diretta da noi raccolta con voce camuffata per protezione della privacy. Si segnala un serio problema di bivacchi abusivi nel centro storico di Udine. Certe persone durante la notte bivaccano nelle nostre piazze come in Piazza Belloni, Piazza Libertà e sotto la loggia di Rionello, utilizzando i cartoni che vengono depositati dai commercianti nel centro storico per dormire per terra, creando un serio problema di abbandono dei rifiuti dove si vede durante il giorno rovistare nella spazzatura abbandonando i rifiuti sul suolo pubblico. Ci siamo trovati addirittura dentro la corte dove dormivano per terra. Dopo tutti i soldi che sono stati spesi per i centri di accoglienza dobbiamo vedere ancora persone dormire fuori al freddo dove spesso e volentieri fanno i bisogni dietro le aiuole dei parchi. Alcuni addirittura si lavano nei bagni dei bar e durante il giorno li ritroviamo a chiedere i soldi sotto i portici e di fronte ai supermercati. Noi come residenti abbiamo paura di ripicchi e dispetti perché alcuni di questi signori sono aggressivi alzando la voce con arroganza anche quando cerchiamo di comunicare con loro per aiutarli. Chiediamo ai nostri amministratori di risolvere questa seria problematica di decoro urbano e sicurezza. La Procura ha disposto accertamenti sulla salma del cittadino francese di 65 anni trovato morto in una stanza dell'Hotel Carton di Treviso, dove alloggiava. Gli inquirenti hanno escluso fin da subito il coinvolgimento di terzi, ma si vuole comunque fare luce sulle cause del decesso. Sul corpo del 65enne non sono stati trovati segni di violenza, si tratterebbe di una morte naturale. Immediato era stato l'allarme lanciato dai responsabili del hotel. Sul posto, in largo Porta Altinia, si sono portati gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non si fermano i furti a Roncade nel Mirino, sono finiti anche i cimiteri dove a sparire spesso sono fiori e piantine. Da Casale a Gaggio a Cavriè si moltiplicano le segnalazioni di furti di fiori e piante dalle tombe nei cimiteri, persone senza scrupoli che non si fermano nemmeno davanti al dolore per la morte, sofferenza che si aggiunge ad altra sofferenza per un atto che va a violare quel semplice gesto di una compagna o di un figlio per sentirsi più vicini al familiare che non c'è più. Gli ultimi episodi in ordine di tempo nei cimiteri di Biancade e Roncade, dove può accadere anche che ad essere colpita in più occasioni sia la stessa tomba. Non riesco a capire come si possono oltraggiare le tombe di altre famiglie quando a Roncade abbiamo 2 fiorerie che trovano soluzioni per tutte le tasche, quindi lo ritengo un gesto veramente ignobile. In programma a Roncade un'implementazione del sistema di videosorveglianza che potrebbe interessare anche siti particolarmente sensibili come i cimiteri. Stiamo portando avanti un altro stralcio per quanto riguarda la videosorveglianza per un bando che scade qui verso fine giugno proprio per poter partecipare a questo bando. Vedremo se serve implementarla soprattutto nei parcheggi dei cimiteri. E adesso da Treviso ci spostiamo invece a Padova, dove ci sono stati dei controlli della polizia in una macelleria etnica di Piazza De Gasperi. È stato denunciato il proprietario, sono stati sequestrati alimenti freschi e surgelati, mal conservati. Vediamo il servizio di Chiara Gaiani. Ha 15 giorni di tempo per rimettere tutto a posto il titolare della macelleria etnica di Piazza De Gasperi, controllato dalla polizia con la Guardia di Finanza e gli ispettori dell'ULSS, dopo una serie di segnalazioni arrivate all'agente di quartiere. Numerose le violazioni riscontrate che hanno portato alla denuncia del titolare, un cittadino pakistano che aveva alle sue dipendenze 4 connazionali privi di qualsiasi contratto di lavoro, 2 risultati addirittura clandestini in Italia. Tra le irregolarità la strumentazione mai sottoposta a revisione, così come la presenza di videocamere senza alcuna delibera da parte dei presenti, nessun rispetto delle regole di formazione e soprattutto della conservazione degli alimenti. Pesce e carne, surgelati e freschi, infatti, venivano conservati a temperature diverse da quelle previste dalla catena del freddo, con elevato rischio di contaminazione.
Per questo tutti gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro. In totale sono state elevate sanzioni per 2.500 euro. Ci spostiamo sulla Romea per un gravissimo incidente stradale che si è verificato questa mattina. Ad essere coinvolti un tir e un furgone. Il bilancio è drammatico, un morto e un ferito. In meno di una settimana lungo la Romea si piange la quarta vittima, l'ennesimo incidente stradale con esito mortale in questa strada che collega le province di Padova e Venezia. Qui siamo nel territorio di Campagnalupa, dove questa mattina ha perso la vita il conducente di un furgone. Solo una settimana fa, pochi chilometri più indietro, nel territorio di Codevigo, 3 erano state le vittime a bordo di un'auto. Dunque questa mattina cosa è accaduto? Da quello che sappiamo dalla prima ricostruzione sembra che un camion che viaggiava in direzione Chioggia abbia improvvisamente frenato per evitare forse un rallentamento, ha perso il controllo del mezzo. L'asfalto infatti è viscido, è stato reso viscido dalla pioggia caduta nelle scorse ore e ha invaso la corsia opposta, dove in quel momento stava sopraggiungendo un furgone. Inevitabile l'impatto, entrambi i mezzi come vedete sono finiti nel fossato. Ad avere la peggio il furgone che viaggiava in direzione Venezia. L'autista è rimasto incastrato tra le lamiere, per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il corpo incastrato dalle lamiere sta per essere recuperato dai vigili del fuoco che stanno lavorando da questa mattina per recuperare entrambi i mezzi e mettere in sicurezza questo tratto di strada che è rimasto chiuso. Dicevamo, l'ennesima vittima, la quarta in meno di una settimana. La preoccupazione dei sindaci del territorio, come hanno già dichiarato i sindaci di Codevigo e Chioggia nei scorsi giorni. Anche il sindaco di Campagnalupa Alberto Nattin questa mattina ha voluto esprimere cordoglio alle famiglie. Un'altra famiglia piangerà un figlio, un genitore, ancora non lo sappiamo, ma quel che è certo un'altra persona non farà ritorno a casa questa sera per colpa di una strada che deve essere messa in sicurezza. Come sindaci non vogliamo più annunciare altre morti e la soluzione è quella di posizionare dei tutor nei tratti rettilini della strada statale Romea. Così il sindaco di Campagnalupa Alberto Nattin, piangendo l'ennesima vittima di questa strada. Grazie a Valentina Visentini che si è recata sul posto con Francesco Ratai. Questa mattina c'è stato un altro incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ma spettacolare come vedete dalle immagini, perché un'auto si è ribaltata in via Roma, siamo a Noventa Padovana, dopo essere stata tamponata. I 2 conducenti coinvolti, sotto shock ma con lievi ferite, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto la polizia locale per la gestione del traffico. Invece a Creazzo, siamo in provincia di Vicenza, è stata fissa una targa in ricordo di Lea, la bimba travolta da un'auto guidata da un uomo ubriaco. L'angolo di Lea, un'isola di pace in un mondo in fermento. Qui c'è la sua foto, una lapide in suo ricordo. Ma Lea è nell'aria, Lea è in una riflessione, in una preghiera, in un momento di raccoglimento. Lea è il suo destino, travolta una domenica pomeriggio di luce, di sole. È il 16 febbraio quando l'auto guidata da un 56enne ubriaco colpisce in pieno la piccola che finisce sul cofano e poi a terra. La corsa in rianimazione all'ospedale San Bortolo, poi i suoi occhi di bambina che si chiudono a 9 anni. Troppo presto. Ma la storia di Lea è una storia di luce, luce per altri bambini in difficoltà a cui i genitori di Lea donano i suoi organi, e poi luce di speranza. Sì, perché Lea in fondo non è morta. La mamma trova questa poesia scritta da Lea in una busta. È il suo messaggio che sa di presagio, la sua eredità. Parole che vengono incise sulla targa che la ricorda e che sembrano sgorgare da un eterno presente. Tu sei qui. Io sto pensando a te. Non so che mi succede, però non è normale. Non so chi sta parlando al mio posto, ma non puoi evitarlo. E sembra troppo vero. Ora porta via la mia voglia di piangere. Vai via, perché con me soffrirai. Ti dico, vai via. Se hai paura di volare, allora vai via. Non posso cambiare.
ognuno, ogni cittadino passando può rivolgere una preghiera, posare un fiore, fare una riflessione. E la piccola Lea è in mezzo a noi come una ragazza viva e che fa riflettere. Mi piace questo luogo che, anche nonostante sia di fronte a questa strada molto trafficata, rappresenta quasi uno stacco. Questa iniziativa porta un po' all'unione e a far vedere ai genitori che comunque gli siamo vicini. Sono molto commosso per quello. No, sono senza parole, non posso dire niente. Sono proprio senza parole. Lea è il suo presagio, Lea è le sue parole speciali, ispirate, che non furono le uniche. In un altro piccolo biglietto di carta Lea rassicurò la sua mamma. Se un giorno dovessimo separarci, sappi che ti terrò sempre la mano, unite come calamite. Non ti abbandonerò mai. Lea, che parlava come se tutto fosse ineluttabile. Lea che scriveva come se sapesse che la vita va oltre la morte. Lea che invitava a non aver paura di volare. Controllo del territorio a Padova, 125 sono gli stranieri espulsi da inizio anno su iniziativa del Questore, 10 solo nell'ultima settimana. Per 54 stranieri è scattato l'accompagnamento nei centri di permanenza e rimpatrio. 17 irregolari sono stati portati direttamente ai paesi d'origine dagli agenti di polizia. Tra gli stranieri espulsi 43 sono tunisini, 25 di nazionalità cinese. Usando una lattina tagliata sfregia il collo a un 49enne con fragilità per rapinarlo dell'orologio. Un pregiudicato è stato bloccato dalla polizia locale a Castelfranco Veneto. La vittima è viva per miracolo. Un episodio che rammarica perché c'è stata un'azione di un forte contro un debole, no? Perché sono palesi le fragilità della vittima. Il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, commenta così il violento episodio accaduto in centro città, in un angolo di piazzetta Filzi, dove un 49enne di origini marocchine è stato aggredito da un connazionale residente nella Castellana, 45 anni, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, per rapinarlo dell'orologio che aveva al polso. Di fronte alla resistenza della vittima, i due sembra non si conoscano. L'uomo l'ha colpita con una lattina di birra tagliata, provocando una profonda ferita tra l'orecchio e il collo. Il 49enne, rimasto a terra in una pozza di sangue, è stato immediatamente raggiunto dai presenti. Le loro grida hanno attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia locale impegnata in un servizio di controllo del territorio. Quando gli agenti hanno raggiunto il gruppo di persone, alcuni testimoni hanno spiegato cosa fosse accaduto. Nel frattempo i vigili hanno visto poco distante una persona che fuggiva a piedi. E anche dei presenti confermavano che era l'autore della rapina poc'anzi avvenuta, e quindi si sono messi subito all'inseguimento di quest'uomo, riuscendo dopo una corsa a raggiungerlo, a placcarlo, e quindi poi l'hanno ammanettato, e durante la perquisizione avvenuta in comando è stato rinvenuto sia l'orologio, oggetto appunto della rapina che apparteneva alla vittima, e anche alcuni paia d'occhiali, probabilmente oggetto di furto, presso esercizi commerciali della città. Adesso valuteremo in quali esercizi. La vittima, molto conosciuta a Castelfranco, dove vive da anni, è stata prontamente soccorsa dai sanitari del SUEM. La ferita riportata fortunatamente non era profonda e non ha toccato parti vitali. Il 45enne invece è stato denunciato a piede libero per rapina, lesioni e furto. Il mio invito è quello di far sì che il percorso giudiziario che adesso affronterà questo aggressore sia un percorso che porti a comminare a lui il massimo della pena, perché se lo merita. Non si fanno, di default non si fanno azioni reati come le rapine, a maggior ragione nei confronti di chi ha alcune fragilità, ed erano palesi, sono evidenti. Spaccio e gioco illegale. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto la chiusura di una sala slot di Monselice. L'attività, gestita da cittadini cinesi, era già stata chiusa per 30 giorni lo scorso dicembre. I controlli della divisione amministrativa della questura hanno evidenziato che, nonostante questo, si continuava a giocare senza rispetto degli orari stabiliti dalla Regione. Riscontrati i fatti, è scattato un nuovo decreto di sospensione dell'attività per ulteriori 30 giorni.
Sono 750 le telecamere puntate sul comune di Venezia, sia in laguna che in terraferma, dalla Smart Control Room della Polizia Municipale di Venezia. È un metodo per reprimere, nel caso vengano commessi, oppure prevenire i reati. Vediamo. Dalle telecamere della centrale operativa, grazie al sistema A-Vigilon, è possibile fare una ricerca dettagliata di polizia giudiziaria zoomando per cercare una persona o una macchina di un determinato colore. E dalla centrale operativa della Smart Control Room della Polizia Municipale di Venezia al tronchetto che vengono risolti molti dei casi di cronaca della città. Da qui si monitorano tutte le telecamere comunali presenti, da Venezia a Mestre passando per Marghera. 750 gli occhi elettronici puntati su praticamente ogni angolo del territorio, parco, piazza e naturalmente aeroporto. È qui che si tiene il COC, il centro operativo comunale, e dalla Smart Control Room che si capisce in tempo reale chi entra e chi esce da Venezia, così da queste sfere bicolore. Allacciandosi alle celle telefoniche di ogni persona, grazie anche all'intelligenza artificiale, si sa addirittura chi sono i turisti presenti, ovvero da quale paese d'origine arrivano. Sappiamo che è una SIM card italiana oppure straniera e in base a questo il sistema mi dice che in aeroporto in questo momento ci sono 2.291 persone, di queste 1.362 sono italiane. E nel fine settimana circa 170 postazioni del Partito Democratico sono state allestite in tutta la regione per permettere ai cittadini di esprimersi sulle necessità più urgenti da risolvere in Veneto, in vista anche delle prossime elezioni regionali. Alla luce del sole, in mezzo alle persone, per parlare appunto di lavoro, di ambiente, di carovita e per sentire le proposte che ci vengono fatte. Mentre il centrodestra discute per le poltrone nel chiuso delle segreterie di partito, il centrosinistra è in mezzo ai cittadini per raccogliere opinioni e proposte sul Veneto di domani. È una posizione che da Marghera il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella rivendica con forza. Ai presidi Dem si possono compilare delle schede per segnalare i problemi più urgenti da risolvere. Parlavo con i cittadini, guardavo le risposte che danno qui a Marghera e poi le vedremo dalle altre parti. Al primo posto c'è la sanità, poi c'è il carovita, poi c'è il trasporto pubblico locale. Per i cittadini oggi è più difficile accedere alle cure per problemi legati alle liste d'attesa che sono lunghissime, per i problemi legati al fatto che il personale medico sanitario se ne va dagli ospedali. Con partiti e coalizioni e i blocchi di partenza per il dopo Zaia, inevitabilmente anche nel centro-sinistra appaiono i nomi dei possibili candidati alla presidenza della regione. L'ultimo in ordine di tempo è quello della biologa e divulgatrice scientifica Antonella Viola. Noi abbiamo deciso, contrariamente al centrodestra, di fare un percorso diverso. Non siamo partiti dai nomi o dalle liti sui nomi, ma dal programma. È un nome che dobbiamo ancora scegliere, per il momento sono in corso valutazioni, interlocuzioni, come è stato anche dichiarato, è una scelta che faremo nelle prossime settimane. E intanto un programma che parte dal basso, quello del PD e della sua coalizione, dall'ascolto della gente. Ci sono circa 170 banchetti tra oggi e domani e insomma nelle principali città e anche in molti comuni piccoli, a dimostrazione che stiamo facendo un lavoro diffuso e che questo lavoro continuerà. Continuiamo a parlare di politica regionale. La Lega ha perso un altro pezzo, ora è ufficiale. La consigliera regionale Silvia Rizzotto è passata a Fratelli d'Italia, una mossa che vi avevamo anticipato circa un mese fa nei nostri telegiornali. La comunicazione non è indolore. La Lega, ha scritto Rizzotto, oramai da tempo ha deciso di abbandonare i suoi valori, che riscontro invece in Fratelli d'Italia. Rizzotto era stata sindaca di Altivole e dal 2020 presidente della seconda commissione politiche del territorio, infrastrutture e trasporti in Consiglio regionale. La sua uscita dalla Lega segue quella di un altro leghista, il veronese Marco Andreoli. E ci sono diversi, anzi molti fuoriusciti dalla Lega anche nella nuova segreteria di Forza Italia di Padova, che ha eletto come nuovo segretario cittadino Giampiero Avruscio.
3 donne al tavolo dei relatori, la ministra per le riforme Maria Elisabetta Casellati, l'ex senatrice Roberta Toffanin, l'ex deputata Lorena Milanato, un uomo come nuovo segretario cittadino Giampiero Avruscio. È una Forza Italia che si presenta per contare al tavolo delle trattative per il nuovo candidato sindaco della città di Padova, quella che si confronta per la segreteria eleggendo per acclamazione il candidato unico Giampiero Avruscio, nome su cui tutte le varie anime del partito azzurro si sono ritrovate. Come coordinatore di Forza Italia ne sono onorato, ma sono consapevole e soprattutto sento questa grande responsabilità di servizio soprattutto per la comunità insieme alla squadra che ha voluto eleggermi come candidato unitario. Se il primo appuntamento sono le regionali, il tavolo di confronto vero con gli alleati sarà la poltrona di sindaco di Padova, sulla quale Forza Italia non nasconde le sue ambizioni. Una Forza Italia New Edition, forte dei vari ingressi dalla Lega e qualcuno anche da altri partiti del centrodestra. Nella segreteria la passionaria Wanda Pellizzari, l'ex assessore della Giunta Bitonci Alain Luciani, ma anche Davide Favero e Luca Deiana. In segreteria anche Fernando Zilio, Sebastiano Arcoraci e la new entry Lorenzo Innocenti. Un partito al lavoro per l'ascolto della città, la promessa di Avruscio. Una squadra che è formata da persone competenti che hanno esperienza qui in città e credo che la prima cosa che deve fare una squadra è quello di saper ascoltare tutte le forze vive che esistono qui in città, dall'associazionismo alle forze produttive, ai cittadini. E invece a Mestre, Forza Italia ha scelto di fare una passeggiata per la sicurezza lungo una delle strade più problematiche della città, Via Piave. C'è sostegno anche alle forze dell'ordine. Così Michele Zuin, segretario di Forza Italia Venezia, nonché assessore comunale, anche in merito al questionario sulla sicurezza che verrà presentato a breve nel gazebo della città. 5 quesiti chiesti ai cittadini in vista delle elezioni. Vogliamo capire qual è la percezione vera della cittadinanza su quelli che sono i reati, su quelle che sono le condizioni della città, sulle zone più o meno sicure, eccetera. Sono 5 domande molto veloci che poi analizzeremo, riusciremo a fare un report. Ed un primo report lo si è già avuto nel corso della passeggiata sulla sicurezza nell'incontro con i commercianti lungo una delle vie decisamente più complesse e problematiche di Mestre, Via Piave. Abbiamo avuto delle testimonianze di resilienza e di veramente anche apprezzamento di quello che è l'attività che viene svolta dall'attuale amministrazione. Periferia al centro è il nome della manifestazione tenutasi in contemporanea nei capoluoghi di 14 città metropolitane d'Italia. Noi abbiamo scelto Via Piave perché non è una periferia ma ha i problemi di una periferia, quindi abbiamo iniziato con una camminata d'ascolto, abbiamo trovato parecchi commercianti a cui abbiamo regalato una dalia e abbiamo ascoltato quelli che sono i problemi e proposto le nostre soluzioni. Tra le soluzioni proposte l'utilizzo del decreto Caivano per rigenerare la città e un nuovo piano carceri del governo per non riservare ai delitti più gravi l'istituto di pena. Bisogna fare di più dal punto di vista normativo, cioè devono esserci più strumenti per poter in qualche maniera dare delle risposte alla delinquenza e ovviamente a coloro che sono qui indisturbati. Voltiamo pagina. In Veneto ci sono sempre più anziani e sempre più soli e il tema delle case di riposo a Bassano rischia di diventare addirittura esplosivo fra prospettive e progetti. Oggi abbiamo 370.000 anziani ultraottantenni in questa regione, nel 2050 saranno 640.000. Vuol dire che, citando l'esempio di Bassano, passeremo da 3.000 a oltre 6.000. E quindi si fa presto capire come il tema della non autosufficienza che porta in seno un'età media di 85 anni sarà il problema di questo paese. Sempre più anziani, sempre più soli, con pensioni da rivedere al ribasso e una grande responsabilità per la società. L'equazione è di facile lettura ma di grande impatto in un futuro ormai prossimo. Il problema dell'assistenza agli anziani da qui ai prossimi 20 anni è un problema primario per la società in generale. In particolare anche per Bassano, perché Bassano non si esime da questo bisogno. Che
Che questo sia un bisogno primario è ormai sotto gli occhi di tutti, ma l'evidenza va a braccetto con l'assenza di progettualità e investimenti da parte del pubblico. Ci stiamo svendendo al privato, non stiamo investendo risorse, facciamo sicuramente delle bellissime piste da bob, ma non investiamo in una che è e sarà tra le più grandi emergenze del Paese tra qualche anno. Quindi questo a ricaduta verrà su tutti i territori. Bassano non sarà esente. A Bassano c'è una situazione che è addirittura esemplare, con un istituto che gestisce le case di riposo e quella che si vorrebbe mantenere a livello di eccellenza, che è invece nel mirino di molti. Abbiamo una grossa scommessa che la casa di riposo che io conosco meglio di tutti è la casa di riposo Villa Serena, dove noi come cooperativa stiamo gestendo il nucleo con 106 ospiti in attesa di notizie, in attesa di decisioni di che farà il pubblico l'amministrazione sui rimanenti posti che attualmente sono vuoti. A questo punto diventa fondamentale capire prima di tutto se l'intervento del privato nella gestione degli anziani sia applicabile all'esperienza di Bassano e le prospettive future del pasticcio antico del piano Mar con l'ipotesi della creazione di strutture per anziani nell'area in cui dovevano sorgere abitazioni pone sul piatto domande importanti sui rapporti fra pubblico e privato. Io sono assolutamente contrario all'intervento del privato in questo settore per un semplice motivo, non certo perché non sono un antiliberale, ma semplicemente perché il privato quando interviene nel peso della retta ci deve andare il rientro dell'investimento e l'utile d'impresa. Questo ricade sulle rette e quindi a maggior ragione io dico ai sindaci: state attenti a pensare che il privato sia la soluzione al vostro problema. E sistemare i rapporti con il personale e gestire quelli con i familiari sono le priorità del nuovo CDA dell'ISAC di Bassano del Grappa, insediatosi da pochi mesi. Il nuovo CDA dell'ISAC di Bassano del Grappa si è insediato appena da 3 mesi, ma ha dovuto prendere subito le redini di una situazione che viene descritta dagli addetti ai lavori come complicata. Una situazione legata soprattutto ai rapporti con il personale che avevano portato più volte i sindacati sul piede di guerra, ma anche con i familiari degli ospiti che dall'ormai celebre esplosione dei costi di un paio d'anni fa si erano fatti piuttosto tesi. Un lungo lavoro di tessitura e diplomazia da parte dei nuovi vertici dell'istituto. Siamo entrati da pochi mesi, abbiamo fatto quello che avevo detto all'inizio, un'analisi, una serie di incontri con tutte le figure, dai comitato di familiari a tutto il personale, incontrato anche più volte, raccolto quelle che sono un po' le problematiche oggettive, climatiche, diciamo relazionali all'interno della struttura. Oggi siamo al lavoro anche per cercare una a una di andare a risolvere queste situazioni. I dati sulla situazione verranno portati all'attenzione dell'amministrazione di Nicola Finco nei prossimi giorni. Intanto il presidente del CDA traccia la rotta. L'intenzione mia è quella di cercare di poter garantire per quanto più possibile una dotazione di personale dell'ente e su questo ci stiamo impegnando, oltre ovviamente su altri aspetti, però insomma stiamo lavorando sodo. E rimaniamo nel Bassanese, ma cambiamo totalmente argomento. Parliamo di un intervento del comune di Possagno perché c'è un muro pericolante che si trova proprio a 2 passi dal Tempio Canoviano di Possagno. Firmata dal sindaco di Possagno Valerio Favero l'ordinanza per la demolizione già in giornata di parte del muro pericolante in adiacenza alla via Sant'Albino e alla piazzetta Pio X, a 2 passi dal Tempio Canoviano. Si tratta della facciata della parte vecchia dell'edificio dell'Istituto Cavanis, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. L'unico muro perimetrale rimasto in piedi ora si sta letteralmente sbriciolando, andando a mettere a rischio l'incolumità di passanti e residenti. Era stata chiesta appunto di mantenere in piedi la facciata esterna perché la sovrintendenza comunque l'aveva ritenuta di pregio, ma purtroppo una parte di questa è franata, è proprio collassata su se stessa. In quel momento è rimasta in piedi una parte da sola di circa 10 metri di lato per un'altezza di altri 8-10 metri, davvero pericolosa, poteva cadere sulle case a fianco e in funzione della relazione tecnica fatta dal mio ufficio tecnico, dal sopralluogo fatto con i vigili del fuoco, io
ho emesso l'ordinanza, non potevo fare altro che mettere l'ordinanza di abbattimento di quella parte quantomeno in prima battuta. Tra l'altro l'espressione che hanno usato i vigili del fuoco. Quando sono entrati hanno detto ci sembra essere tornati all'Aquila, ecco, questa lo dico come battuta, però in realtà l'effetto era un po' quello. Oltre alla pericolosità per chi vive e transita vicino a questo muro, c'è un'altra questione molto importante da non sottovalutare. Si parla tanto di sicurezza sul lavoro e mettere a rischio la vita degli operai che lavorano qua non è proprio il caso. Sì, dico, questo è un altro tema, un tema importante che dovrà essere valutato in maniera molto attenta, perché lavorare sotto un muro simile a quello già franato direi che è davvero difficile, improbabile e anzi soprattutto molto molto pericoloso. Come tempi? Allora, i tempi adesso vedremo il sopralluogo della sovrintendenza, con la quale assieme al mio ufficio tecnico capiremo quali sono i passi da fare e quali sono i tempi per la messa in sicurezza totale dell'area. Ci spostiamo a Marostica, Valle San Floriano. Sono iniziati importanti manutenzioni sui corsi d'acqua. Dopo un 2024 carico di difficoltà e disagi causati dalle piogge torrenziali e da frane e smottamenti in tutto il territorio, a Marostica sono iniziati in questi giorni alcuni importanti lavori su corsi d'acqua minori. Sulla roggia che attraversa il centro abitato di Valle San Floriano e confluisce a sud nel torrente Longhella procedono i cantieri di messa in sicurezza idraulica. Nella parte a nord il comune collabora con il Servizio Forestale di Vicenza, nella parte a sud-est con il Consorzio di Bonifica Brenta. Gli interventi principali sono l'asportazione del materiale di deposito sul fondo, il risezionamento, la sistemazione con rinforzo delle curvature maggiormente soggette all'erosione quando si verificano precipitazioni superiori ai 100 mm. Il corso d'acqua, pur avendo una portata inferiore rispetto ad altri, senza manutenzioni adeguate potrebbe causare problemi a tutta la zona. Ed ora parliamo di alpini, perché è stata consegnata agli alpini la cittadinanza onoraria del comune di Possagno. Questa è la prima cittadinanza onoraria del nostro comune. Oggi quindi un orgoglio enorme poterla dare all'ANA, proprio per il significato che ha, perché l'Associazione Nazionale Alpini e gli alpini sono legati al nostro territorio in maniera profonda, legati alle nostre montagne, dove hanno combattuto nella prima guerra mondiale e nelle battaglie belliche, dove però hanno saputo portare avanti questo legame attraverso la solidarietà di tutti i giorni, in particolar modo durante il periodo del Covid, ma tutti i giorni gli alpini sono presenti e rispondono sempre presente alle richieste dell'amministrazione. Cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale Alpini, una giornata carica di emozioni a Possagno, dove il sindaco Valerio Favero ha consegnato nelle mani del presidente ANA Sebastiano Favero la targa che attesta come le penne nere siano a tutti gli effetti cittadine del luogo che diede i natali ad Antonio Canova. E neanche a dirlo, la cerimonia si è svolta proprio all'interno della Gipsoteca, dove sono custoditi i capolavori dello scultore neoclassico. Tanta l'emozione del possagnese Doc, che ha ricevuto il riconoscimento dalle mani, tra l'altro, di una persona a cui è particolarmente legato. Per me oggi questo è un riconoscimento del tutto particolare, visto che io sono comunque cittadino di Possagno, che comunque sono nato e ho fatto tutta la mia vita praticamente in questo paese, che poi me la consegni mio figlio. Direi che l'emozione è stata doppia, e la soddisfazione e l'avere il riconoscimento anche da parte della mia realtà, dei miei cittadini, ecco, di tutta l'associazione come cittadina onoraria, credo che sia una cosa che è impagabile. Quindi io oggi sono veramente contento, e sono contento non solo per me ma per tutti gli alpini. Ci fermiamo per un istante, non andate via, perché tra poco ci collegheremo in diretta con Vicenza per parlarvi di degrado in via Torino, proprio sotto al murales di Paolo Rossi. A tra poco. Rieccoci in diretta, e in diretta ci colleghiamo con Vicenza per parlare di degrado in via Torino sotto il murales di Paolo Rossi. Lo vedete adesso inquadrato dal nostro Andrea Benetti. Nell'area di un ex supermercato trovano rifugio drogati e spacciatori che orbitano a Campomarzio. Sulla vicenda è stata presentata un'interrogazione dal consigliere comunale Raffaele Colombara. Sul posto e assieme a lui ci sono Daniele Garbin e Andrea Benetti. A voi la linea. Andrea, io non sento niente. Dammi tu il via.
Forse ci siamo, forse no, forse c'è un problema col collegamento audio. Ecco, avete visto, siamo proprio sotto il murale dedicato a Paolo Rossi, siamo in via Torino, poca distanza da Campo Marzo, come il signor Andrea che abbiamo bloccato proprio in questo istante e giustamente che abita e fa parte dei residenti del condominio, e Raffaele Colombara invece il consigliere comunale per la questione del degrado in questo punto. Ricordiamo lo spaccio, il consumo di droga talmente tanto e soprattutto che si è localizzato in questa struttura di questo ex supermercato che era stato già più volte motivo e ricettacolo di quello che riguarda il degrado fisico e sociale di quello che viene abbandonato. Ecco, avevamo fatto una conferenza stampa organizzata, seguita dal consigliere, e invece i residenti chiedevano una cosa precisa al comune. Cosa chiedevate? Noi chiedevamo che l'area venisse bonificata, visto che negli ultimi tempi vi era stato un peggioramento della situazione. Devo dire che siamo stati sorpresi per la velocità con la quale è stata fatta l'operazione, siamo molto soddisfatti perché evidentemente da parte nostra vi è la necessità di vivere un ambiente tranquillo e ovviamente salutare, anche perché qui giocano bambini e via dicendo, e ovviamente che vi sia soprattutto una prospettiva e che sia presa una posizione definitiva. Quindi ben venga quello che è stato fatto, ma è il primo passo verso una soluzione che deve essere definitiva per un riuso di quest'area. Ecco, diciamo che Andrea dice vede il bicchiere mezzo pieno, no? Perché tante erano le richieste, soprattutto per i cittadini. Ricordiamolo, voi è stata anche molto pesante anche la richiesta di domande di sicurezza, perché i bambini non possono circolare, le signore che parcheggiano qui proprio per la frequenza incessante. È vero che è stata fatta una pulizia, questa volta a carico sembra della proprietà, però quello che sembra è che siano tornati esattamente come prima. Vediamo ancora delle coperte. Sì, questa è una cosa recente, quindi io confido che vi sia un'azione che porti, ripeto, a una soluzione definitiva. È chiaro che non bisogna mollare, perché nel momento in cui si lascia spazio ritorna tutto come prima, quindi noi ci siamo mossi come residenti, perché come diceva lei, ovviamente questo è anche un parcheggio, una zona residenziale, le persone hanno il diritto e la necessità di muoversi a tutte le ore e devono farlo in assoluta sicurezza. Ecco, proprio su queste richieste di cui si era fatto proprio espresso come portavoce il consigliere, ricordiamo, era solo stata l'espressione di radunare, era stata presentata da lei un'interpellanza. Ecco, sì. Su questa il comune ha risposto? Ma qui è stato detto, qui c'è stata prima un'azione di pulizia, ma noi confidiamo che ci sia un'azione più decisa. Di questo abbiamo avuto degli incontri informali e adesso dovrebbe esserci una perimetrazione più precisa dell'area per renderla non più accessibile, facilità insomma a chi vuol venire qui a dormire o a fare cose che non vanno bene, spacciare eccetera. E poi soprattutto rimane il tema, quello che abbiamo già accennato, che è stato ribadito qui dai residenti, cioè che quest'area deve essere riutilizzata in maniera positiva, cioè questa struttura, sono state fatte tante ipotesi, bene, è il momento di concretizzarle. E questo è un tema che purtroppo stiamo vedendo, tastando con mano, siete venuti anche voi, anche in altre zone dove questi ex supermercati, se sono vuoti, producono dei buchi neri in mezzo ai quartieri e con tutte le conseguenze che ci sono, e quindi dobbiamo continuare a starci sotto e soprattutto trovare delle soluzioni che diano vita, facciano ritornare vita nei quartieri, insomma. Anche lei è contento almeno che le spese non siano a carico del cittadino in questo caso? Beh, questa è una cosa importante, perché insomma la società ha capito che è anche una sua responsabilità e noi confidiamo appunto che ci sia anche un passaggio successivo e che si passi insomma a una delimitazione più precisa, insomma, dei messi in sicurezza dell'area, di quest'area. Perfetto, allora intanto grazie, noi continueremo a seguire quello che i cittadini appunto, insomma anche voi continuate a segnalare, intanto vi ringraziamo. Grazie a voi, perché abbiamo la necessità che questa zona non perda ovviamente quello che è un valore che ha storicamente in questo spazio della città. Aggiungo che ovviamente vi dovrebbe essere un presidio anche delle forze dell'ordine, perché questa è una strada che dalla stazione porta verso altre zone e vediamo dei brutti cefi che passano, quindi c'è qualche cosa da verificare. Allora grazie, per il momento anche ringraziamo il consigliere. Ecco. Grazie a voi. Ecco, con questo Istituto di Scola Alina allo studio.
Grazie a Daniele Garbini, in collegamento in diretta da Vicenza con la collaborazione tecnica di Andrea Benetti. Noi andiamo a Valdagno per parlare di una rissa per la quale sono finiti al pronto soccorso un padre e figlio di origini indiane. Valdagno, una violenta lite che esplode improvvisamente per strada la domenica sera. Siamo in via San Lorenzo dove padre cinquantenne e figlio ventunenne di origine indiana vengono aggrediti da due connazionali. Non sono ancora chiari né il motivo né la dinamica del diverbio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Valdagno. A quanto pare i quattro si conoscevano e sarebbero stati in compagnia fino appunto al momento dello scontro dovuto verosimilmente a futili motivi. Gli aggrediti sono finiti all'ospedale, al pronto soccorso, per fortuna senza gravi conseguenze. Una zuffa avvenuta sulla strada, in zona centro storico, forse a causa di alterazione dovuta ad alcol. Ma adesso toccherà agli investigatori chiarire le responsabilità. È una Pasqua di rincari e materie prime alle stelle, quella che ci aspetta, e nel settore dolciario mancano 2 lavoratori su 3. Pasqua è alle porte con un sapore dolce e amaro. Le aziende agroalimentari tra rincari e carenza di lavoratori di fronte a una filiera sempre più complessa. Non mancheranno tra i bancali colombe e uova, ma quest'anno la sorpresa sarà il prezzo. Ingente aumento delle spese per le materie prime lievitano i costi di produzione per le aziende dolciarie, rincaro che si riflette anche sugli scaffali. Cambiamenti climatici per costi di trasporti, per vari fattori, politiche economiche dei vari stati. Negli ultimi settimane abbiamo sentito dei dazi, quindi questo comunque incide un po' sono più fattori che incidono su tanti costi che chiaramente ricadono poi sul prezzo finale. Andamento positivo nonostante le difficoltà economiche, con una domanda di crescita sul mercato. A frenare però il rilancio è il problema della manodopera. 1.800 su 2.700 in Veneto i dipendenti che mancano, cifra considerevole, circa il 67%. A volte qualcuno, magari anche per raggiunti i limiti di età, non avendo un ricambio generazionale e una struttura che può rimanere in piedi, decide anche di chiudere e questo impoverisce comunque il paese e la società. Si punta ai giovani dunque, un passo fondamentale la collaborazione con le istituzioni e gli enti di formazione da parte del Confartigianato, una maggiore presenza all'interno delle scuole da parte degli stessi imprenditori, portavoce diretti in grado di trasmettere il lavoro, ma anche la gestione d'impresa. Le iscrizioni ci sono, poi qualcuno chiaramente finisce il suo percorso scolastico e decide di fare un'altra strada. Al momento però c'è talmente tanta richiesta che tutti quelli che escono non riescono a colmare questo gap che si è creato nel corso degli anni. Diamo un'occhiata anche ai giornali online, non solo locali ma anche nazionali. Questa è una notizia che arriva dal Veneto ma che viene ripresa anche dai giornali nazionali, in particolare il Corriere della Sera, e si riferisce alla proposta di candidatura di Antonella Viola da parte del Partito Democratico. Antonella Viola ha risposto rinunciando alla candidatura in regione, si trattava della carica di presidente della regione. Sarebbe importante restituire qualcosa al mio territorio, ha detto, ma io già restituisco non solo al Veneto ma a tutto il paese facendo ricerca. Ed è stato firmato a Venezia nelle scorse ore un accordo internazionale che permette di dare nuove opportunità di lavoro anche alle donne africane. Investire in Africa, terra ricca di opportunità, specie in questo particolare periodo storico dove l'incertezza della situazione internazionale con l'impatto dei dazi sta scatenando un vero e proprio urto monetario. Al contrario, l'Africa, con il suo mercato emergente, con i settori chiave dell'agroalimentare, energie rinnovabili, costruzione, sanità e farmaceutico, rappresenta il futuro per ogni investitore. A Venezia è firmato nelle scorse ore un duplice importante contratto internazionale tra Fagas, istituzione che rappresenta circa il 90% delle piccole e medie imprese dell'Africa, e tra aziende venete, con la ETC di Treviso. Il continente africano è oggi sicuramente un luogo dove molte opportunità possono essere colte. I cambiamenti geopolitici che sono in corso aprono nuove prospettive per le imprese italiane, e quindi ETC è impegnata in questo percorso.
L'accordo prevede di fornire tutto il supporto informatico e digitale a tutte le aziende e attività presenti in ben 14 stati africani dell'area del centro-ovest. Sono paesi che stanno crescendo molto, che hanno voglia di crescere, che cercano non a caso anche dei player internazionali con cui rapportarsi, con cui costruire un percorso. Crediamo che in particolare quell'area sia quella che nel prossimo futuro proporrà il maggior potenziale di crescita. Grande l'attenzione alle donne. Noi di Fagas abbiamo deciso di investire e mettere in atto progetti a favore della donna per favorire la sua autonomia, perché la donna è fattore di produzione e di inclusione in tutto il mondo. Dal Veneto all'Africa il sostegno che verrà dato sarà quello all'economia di prossimità, a volte anche rurale, e di un mercato che per crescere ha bisogno di strumenti. La Confapi assiste le imprese creando il supporto tecnico, supporto legislativo, giuridico e quant'altro necessario per confluire l'azienda verso l'estero. A Montecchio Maggiore il Comune ha dichiarato guerra all'evasione fiscale. Nell'ultimo anno sono stati accertati quasi 550.000 euro di tributi non pagati. Montecchio Maggiore, comune in prima linea nella lotta all'evasione fiscale. Nell'ultimo anno sono stati accertati complessivamente 545.000 euro di tributi non pagati. L'attività di recupero si è conclusa con 590 avvisi di accertamento per l'IMU non versata, 62 avvisi per la Tasi e 300 per la Tari. Per l'IMU ha recuperato circa 380.000 euro, per la Tasi circa 50.000 euro, per la Tari circa 115.000 euro in collaborazione con Agnochiampo Ambiente. Rispetto al 2023 l'importo accertato per l'IMU è aumentato. La media di incasso è del 90%. In caso di mancato pagamento si ricorre alla riscossione coattiva. Si sottolinea l'impegno dell'amministrazione comunale nel contrastare l'evasione per garantire l'equità fiscale. Borseggiatori in azione nei supermercati di Cittadella. Ad essere prese di mira sono soprattutto le donne sole. Ci racconta tutto Mirko Cavallin, che si trova con il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon. Buongiorno da Cittadella, sono con il sindaco Luca Pierobon. Partiamo, sindaco, da quanto è accaduto nel parcheggio di un supermercato. La truffa si è consumata ai danni ancora di una signora anziana. Una persona la distrae, l'altra apre la macchina e preleva la borsa. Purtroppo è una tecnica che si sta diffondendo. Ma purtroppo le truffe agli anziani sono sempre più all'ordine del giorno. Ne approfittano in qualsiasi momento, sia fuori dai supermercati o comunque nei momenti di confusione, fino alle telefonate che ormai conosciamo tutti, no? Che vengono fatte a casa dicendo che il figlio o qualche parente ha avuto un incidente grave. Bisogna prestare attenzione. Le nostre forze dell'ordine, quindi in primis i carabinieri ma anche la polizia locale, sono nel territorio, continuano con la sensibilizzazione, quindi nel far capire soprattutto alle persone anziane, quelle che possono essere più facilmente distratte, di porre attenzione a qualsiasi persona e a qualsiasi cosa avvenga di strano attorno a loro. Questo è l'unico metodo di difesa che abbiamo. Poi è chiaro che scattano le indagini utilizzando anche le telecamere, ma queste persone sono di difficile individuazione. E appunto, come pare, si spostano, perché gli episodi sono accaduti qui a Cittadella, nel Bassanese, anche altrove. Siamo ormai in primavera, le giornate si sono allungate, di furti in casa però non si sente più parlare. No, non si sente ancora parlare, ma purtroppo sappiamo che in determinati periodi i furti nelle case avvengono. Anche qui massima attenzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando si va via di casa bisogna chiudere tutto. Noi siamo abituati a tenere le persiane, i balconi aperti o magari addirittura le finestre in vasistas eccetera. Non possiamo farlo, bisogna chiudere tutto, e se siamo poi muniti di un buon allarme le cose sicuramente possono solo che migliorare. Esiste a Cittadella ormai da parecchi anni il controllo del vicinato, purtroppo non in tutti i quartieri e in tutte le frazioni di Cittadella. Questo è un buon deterrente, vuol dire ritornare ad essere come una volta, a controllare e a verificare quello che accade attorno
attorno a noi, quello che accade nel nostro quartiere, nella nostra frazione, e al minimo dubbio o diciamo alla minima cosa strana che si vede viene avvisato il coordinatore, che si mette in contatto con la polizia locale e poi con i carabinieri. Questo è un modo di interessarsi intanto di quello che accade attorno e può essere un modo per prevenire. Lei in questi giorni, tra l'altro mi pare anche proprio dopodomani, continua a fare incontri con la cittadinanza, con i residenti. Questo della sicurezza è un tema che emerge magari più di altri? Ma noi siamo abbastanza fortunati a Cittadella, perché diciamo, la sicurezza è percepita abbastanza buona, e quindi diciamo che negli incontri con i cittadellesi, nelle frazioni, nei borghi, si parla poco della sicurezza. Vero che però noi continuiamo a fare anche incontri, ne abbiamo fatto uno recentemente nella frazione di Laghi per far partire il controllo del vicinato. C'è comunque un confronto quasi quotidiano con la polizia locale e chi vive in determinate realtà, perché per fortuna i cittadellesi sono molto attenti, quindi i cittadellesi ci segnalano determinate situazioni, determinati comportamenti non corretti da parte anche di giovani, ma anche magari di persone strane che si aggirano per il territorio, e quindi ecco, si riesce, grazie ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla polizia locale, a verificare ecco un po' il territorio. Bisogna però non abbassare la guardia, è fondamentale controllare, avvisare qualsiasi cosa strana, perché solo così si riesce ecco a tenere lontano o comunque a limitare quelle persone che possono creare danni. E quindi l'appello a rivolgersi sempre, prima di tutto alle forze dell'ordine, poi magari anche sui social, che possono funzionare come diffusione dell'informazione, ma prima alle forze dell'ordine, giusto? Beh, questo è fondamentale, qualsiasi dubbio deve essere comunicato alle forze dell'ordine. Porto un esempio: settimana scorsa una famiglia ha ricevuto, sono presentati 2 persone in Borghese nella propria abitazione per avere informazioni eccetera, hanno chiamato i carabinieri ed erano effettivamente parte delle forze dell'ordine. Quindi anche quando si pensa di fare un qualcosa di esagerato conviene sempre chiamare carabinieri o polizia locale e venire rassicurati, oppure loro interverranno. Grazie allora al sindaco Luca Pierobon. Con Tommaso Migotto da Cittadella è tutto, a voi la linea. Grazie amico Cavallini. Al sindaco di Cittadella Luca Pierobon dunque massima attenzione anche quando ci si trova al supermercato, dove possono essere in agguato i borseggiatori. Tra poco ci collegheremo in diretta con Montebelluna per parlare della rissa che si era verificata a Carnevale. Sono stati rintracciati e denunciati 8 giovanissimi, però prima ci fermiamo per un piccolo istante. Rieccoci nuovamente in diretta con Focus TG e quindi andiamo immediatamente a Montebelluna da Christian Arboit, perché sono stati rintracciati quindi e denunciati 8 giovanissimi che erano coinvolti in una rissa avvenuta a Carnevale. A te la linea, Christian. Sì, buongiorno di nuovo Filippo. Una mega rissa che era scoppiata il 23 febbraio scorso nel pieno delle celebrazioni e dei festeggiamenti del Carnevale qui a Montebelluna. Dopo un mese, anzi più di un mese di indagini serrate da parte dei carabinieri proprio di Montebelluna, si è risaliti a questi autori protagonisti, 8 giovanissimi come dicevi te, di cui 4 minorenni, 2 sono anche fratelli e risiedono in un campo nomadi della zona. Peraltro già noti, in particolare uno, alle forze dell'ordine. Quindi un mese di indagini serrate, testimonianze e poi appunto immagini della videosorveglianza pubblica e privata passate a setaccio dai militari dell'Arma. Qui con me il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Sindaco Bordin, una prima reazione a caldo, fu un fatto, un evento che suscitò particolare clamore? Assolutamente sì, perché insomma questa rissa è avvenuta all'interno dei festeggiamenti del Carnevale montebellunese. Ricordo che il Carnevale è una manifestazione che per noi amministrazione è rivolta principalmente ai più giovani e ai bambini, quindi ecco, a maggior ragione mi permetto di dire l'aggravante, la rissa non va mai fatta, in questo caso c'è anche l'aggravante che era venuta in un contesto insomma di una manifestazione che era dedicata ai più giovani. Il mio ringraziamento va ovviamente alle forze dell'ordine, in particolare
all'Arma dei Carabinieri, che è riuscita a individuare e identificare i responsabili. Speriamo che adesso le pene siano esemplari, ovviamente. E tra l'altro proprio in questi minuti è uscita una nota del capogruppo della Lega in Consiglio regionale Alberto Villanova che dice pena esemplare, lavori sociali per questi ragazzini. Condivide? Non posso che condividere, anche perché il mio sogno, chiamiamolo così, sarebbe quello anche di poter fare in modo che, insomma, questi ragazzi, ma non solo i ragazzi che si comportano in maniera pericolosa, incivile, a tutte le latitudini, l'idea potrebbe essere quella di poter far passare a queste persone un po' di tempo con dei ragazzi diversamente abili, così da rendersi disponibili proprio per questi ragazzi e per imparare anche il significato profondo dell'esistenza umana. E tra l'altro vi do proprio un aggiornamento a margine, una storia che arriva dai social ma che abbiamo verificato parlando con uno dei protagonisti, un testimone, in un locale della piazza Montebellunese sabato sera una ragazza portatrice di handicap sarebbe stata presa di mira da un gruppo di baldi giovani, così sono stati descritti, in particolare uno che l'ha appunto presa in giro. Non vi leggo testualmente il post, vi dico solo che insomma abbiamo parlato con il testimone che ci dice è successo davvero ed è stato particolarmente increscioso. Sindaco. Credo che sia superfluo commentare, ovvero la notizia che tu adesso mi hai appena riferito, credo sia incommentabile, ecco, perché assolutamente inumana e vergognosa. Non so nemmeno cosa dire da un punto di vista proprio umano e emotivo, perché devo cucirmi la bocca, come spesso mi capita, perché le persone così non sono nemmeno persone, punto. Grazie Sindaco. Ad Alberto Bordin. Filippo, con Nicoletta Rizzetto dalla piazza centrale di Montebelluna ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboit da Montebelluna. Sono in arrivo intanto piogge nel Vicentino a partire da questa settimana anche di forte intensità. La situazione è monitorata dalla Protezione Civile. Intanto è arrivato il via libera per i ristori ai vicentini dei danni delle alluvioni del 2024. Dopo un periodo di alta pressione e tempo stabile e soleggiato, si profila la previsione di un peggioramento delle condizioni meteo e l'arrivo di perturbazioni e piogge estese e persistenti durante la prossima settimana a partire da lunedì fino a giovedì. Potrebbero cadere tra i 30 e i 60 mm di pioggia sulla fascia pedemontana. Un primo trimestre per il Vicentino con precipitazioni doppie rispetto alla media, una situazione da monitorare con attenzione da parte della Protezione Civile, sempre pronta a intervenire in caso di tracimazione dei corsi d'acqua. Vicenza lo scorso anno è stata vittima di numerosi danni a causa delle piogge e dell'esondazione dei fiumi. Per i cittadini colpiti, in compenso, sarebbero già arrivati i primi ristori dal governo. È un buon segnale perché abbiamo visto come il governo con il commissario ha approvato la prima tranche di stanziamenti per quanto riguarda le emergenze di maggio-giugno 24, che la città per fortuna in quell'occasione è stata colpita poco e invece altri comuni sono stati pesantemente colpiti. Quello che ci rammarica in modo molto importante è che invece per quanto riguarda l'emergenza di febbraio 24 ancora nulla. Non abbiamo nessun segnale di apertura, non abbiamo soprattutto nessuna indicazione sul fatto che potrebbero arrivare dei fondi e in quel momento la città è stata fortemente colpita. I danni subiti sia nella parte pubblica ma anche e soprattutto molti privati non avranno un rimborso qualora non ci fosse seriamente una risposta. E siamo allo sport, parliamo del Giro d'Italia per la prima volta in partenza da Piazzola del Brenta il 27 maggio e gli eventi sono al via. Sale la febbre rosa a Piazzola sul Brenta che il prossimo 27 maggio ospiterà per la prima volta la partenza della tappa numero 16 del Giro d'Italia, la più lunga fino a San Valentino Brentonico in Trentino, 199 km per un dislivello di 4.900 metri. La città del Mantegna e di Villa Contarini inizia il conto alla rovescia con una serie di eventi. Non c'è Veneto senza Giro, non c'è Giro senza Veneto, quindi il Veneto è sempre centrale nel Giro d'Italia.
d'Italia, e quest'anno arriva a Piazzola sul Brenta, uno dei luoghi più iconici che ci sono in Veneto, un luogo fantastico che però verrà rilanciato non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. L'aspetto logistico è sì bello, importante, però viene un po' meno di fronte alla carica emotiva che questo evento ha. Noi abbiamo la Coppa, qui è straordinario averla. Leggevo Hinault, Saronni, Moser, Nibali, Contador, insomma sono nomi che fanno pulsare le vene agli appassionati di sport. Tra gli eventi anche uno dedicato alla sicurezza dei giovani appassionati di ciclismo nel nome del compianto Davide Rebellin. La sensibilizzazione verso gli automobilisti in particolare di rispettare, di non avere questa fretta che ormai ci accompagna tutti i giorni, per rispettare questi ragazzi che fanno la cosa che gli piace di più nella vita. Abbiamo già iniziato una serie di iniziative che ci accompagneranno a martedì 27 maggio, giorno della tappa, e che continuerà, mi permetto di dire, anche per tutto il 2025, perché il 2025 sarà per Piazzola l'anno della tappa del Giro d'Italia. Ed è stato eletto a Padova il nuovo presidente del Comitato Paralimpico Veneto, il veneziano Davide Giorgi, delegato CIP anche per la provincia di Treviso. Elezione all'unanimità dei voti espressi per Davide Giorgi. Sarà lui a guidare nei prossimi 4 anni il Comitato Paralimpico Veneto, che nel suo orizzonte più prossimo i Giochi invernali di Milano Cortina 2026, che si terranno dal 6 al 15 marzo. Veneziano, presidente della Polisportiva Terraglio di Mestre, delegato CIP di Treviso, a passargli il testimone a Ruggero Vilnai, per 12 anni alla guida del Comitato Veneto. Ai bambini e alle bambine il suo primo pensiero. Sono i bambini quelli che ci interessano, soprattutto i bambini e le bambine, perché ancora oggi, ahimè, lo sport paralimpico viene fatto soprattutto da maschietti. Abbiamo bisogno che il mondo femminile si avvicini, e per questo abbiamo bisogno di fare promozione e coinvolgere sempre di più la scuola e le famiglie. Siamo la regione che sviluppa più campioni in Italia. Pensate che alle ultime Paralimpiadi abbiamo portato a casa il 30% delle medaglie, quindi possono i genitori far sì che questo record continui ad esserci. Un movimento in continua crescita, quello dello sport paralimpico, che nei 12 anni di presidenza di Ruggero Vilnai ha visto crescere entusiasmo e affetto. Sono quasi 10.000 le persone con disabilità che praticano uno sport in Veneto in modo continuativo nella fascia tra gli 0 e i 64 anni. Di questi 2.550 sono atleti paralimpici. In questi 12 anni abbiamo fatto davvero tante cose, tanti risultati. Abbiamo triplicato i tesserati, gli atleti, abbiamo triplicato le società sportive che si occupano di sport paralimpico, abbiamo fatto tante attività, abbiamo messo il cuore, la passione, soprattutto la passione. Nella giunta del CIP, che guiderà il comitato fino al 2028, anche Aurora Zaia, Daniele Pusinic, Maurizio Menin, Vladi Verdiero, Nicolò Toscano e Mirko Castellani. Focus TG termina qui, vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi l'appuntamento con Focus, il nostro talk show in diretta a partire dalle 21:15 circa. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.